Adesso, ancora in riferimento al giorno della memoria, ascoltiamo il docente universitario e sociologo Francesco Pira. Oggi è il giorno della memoria, è un giorno di riflessione, è un giorno in cui dobbiamo sicuramente condividere dei pensieri positivi per allontanare un po' anche le immagini che ognuno di noi ha registrato, chi ha visto i documentari, chi i film, chi ha letto dei libri. Chi invece, come me, è stato ad Auschwitz, ha toccato con mano quello che può significare la cattiveria umana, fino a che punto si può spingere la cattiveria umana. La mia riflessione è una riflessione che tocca un settore che seguo, cioè quello delle nuove tecnologie, i social network, che in questi giorni ci stanno rigurgitando odio di tutti i tipi, odio razziale, odio antisemita, inni neonazisti, ci fanno capire che ci sono sul web gruppi consolidati di persone che pensano che quelle scelte che sono state fatte in quel dato momento storico siano delle scelte giuste, perseguibili. E allora non possiamo permetterci, non dico che la storia si ripeta, ma nemmeno che questi pensieri negativi, che queste cose assurde possano essere in qualche modo condivise da chi non si è forse nemmeno reso conto di tutta la tragedia che è accaduta, di tutto quello che è successo in quei campi di sterminio. Chi come me ha visto le ciocche di capelli che poi venivano usate per fare tappeti, chi come me ha visto le camere a gas, i forni crematori, i pali dove le persone venivano fucilate, la piccola stanzetta dove si facevano dei processi sommari. Oggi, leggendo sulla rete queste frasi di odio, deve sicuramente riflettere, perché non è possibile, non è concepibile solo pensare che queste cose sono successe davvero. Io ancora oggi stento a credere che queste cose sono successe davvero e sapere che ricerche importanti negli ultimi mesi, anche durante questa pandemia, ci confermano che ci sono delle sacche di odio ancora sulla rete, su Facebook, su Twitter, su altri social network contro un popolo che è già stato provato enormemente. Ecco, tutto questo mi fa veramente male. È inaccettabile ed è impensabile. E allora bisogna veramente, in ogni attimo della giornata, pensare che queste cose non possono accadere, che è assurdo che siano accadute e che nessuno ce le può ricordare nel peggiore dei modi, cioè con l'odio sul web.